Pantheon TV approfitta di una delle più raffinate vetrine vicentine per fare gli auguri a due eccellenze che compiono gli anni. Un anno li accomuna, il 1961. Questa sera ci troviamo alla Locanda di Piero, ristorante a Montecchio Calcino. Serata di gala per i 50 anni di Renato Rizzardi, lo chef, e dei Franciacorta di Berlucchi. Hablas muy bien y me sorprendes con tus palabras. En tu mente sabes muy bien dónde llegarás. Tú más práctica que yo y podría ser la razón por la que deseo tener tu amor. Con Sergio Olivetti, maître e socio del locale, sentiamo cosa ci aspetterà durante la serata. Buonasera a tutti, sono orgogliosissimo di presentare questa serata che è come una sorta di sposalizio tra la Locanda di Piero e la cantina Berlucchi della Franciacorta, tutte e due che hanno nel 1961 il loro punto di partenza. Per la prima riguarda lo chef Renato Rizzardi, che è nato proprio in quell'anno. Per quanto riguarda la cantina, anche questo vino infatti lo testimonia, porta sull'etichetta il 61, che è una cuvée storica, fiore all'occhiello proprio della cantina. Facciamo un passo indietro. Berlucchi aveva già iniziato a festeggiare al Vinitaly, ma sempre con un pensiero rivolto alla sostenibilità. Quest'anno festeggiamo i 50 anni e noi abbiamo sottotitolato questo anno un buon inizio, anzi un ottimo inizio, nel senso che ci aspettiamo altri 50 anni di grandi successi con un'attenzione particolare proprio alla sostenibilità, sia nei vigneti sia in cantina. Cellarius è il nuovo Franciacorta di Berlucchi, è un millesimato, in particolare stiamo assaggiando un Cellarius Rosé. È un nome che in realtà aveva scoperto nostro padre e abbiamo voluto mantenere questo nome con questa nuova linea proprio per dedicarla a chi sa ritagliarsi uno spazio di tempo, chi dà molto valore al tempo. Un evidente valore al tempo lo hanno saputo dare moltissimi invitati alla serata, occasione per poter conoscere lo chef Rizzardi e porgergli un augurio per il suo compleanno. Anche Cristina Ziliani ha voluto sottolineare la festa con una bottiglia di Franciacorta a lui dedicata. Un menù, quello proposto, che è l'esaltazione della più alta qualità dei prodotti. Esaltazione che parte anche però dalla semplicità. Piatti tradizionali gustosissimi questa sera. Sì, diciamo, cercate di scegliere 3 piatti che rappresentassero un po' l'itinerario percorso nei 20 anni che abbiamo aperto la locanda. E piatti che, come tutte le pietanze che piace preparare a me, rappresentassero la tradizione, i prodotti del luogo e perciò quanto di meglio si può trovare sotto l'aspetto agroalimentare nella zona. Anno importante anche per un altro motivo. È stato anche un anno molto importante per noi perché finalmente per il 2011 abbiamo riconquistato la stella Michelin che purtroppo avevamo perduto alcuni anni fa e speriamo adesso di tenercela ben stretta per i prossimi anni e anzi di migliorare sempre di più. Antonietta Zandomenichi, area manager di Berlucchi, ci spiega i cambiamenti che stanno percorrendo l'azienda.
Diciamo questi nuovi prodotti hanno mantenuto il nome, in realtà il prodotto è cambiato perché è diventato comunque Franciacorta, un percorso che l'azienda sta percorrendo e chiuderà nel 2012 con la totalità del prodotto tutto Franciacorta. I Cellarius però, a differenza di quello che noi avevamo prima, che aveva una provenienza dell'Oltrepò Pavese e del Trentino Alto Adige, è totalmente Franciacorta e si è arricchita di un ulteriore prodotto, oltre al Cellarius Brut, il Rosé, si è arricchita di un Padosè, che mi sembra questa sera abbia avuto un buon successo, no? Parliamo ora con gli amici di Renato Rizzardi. Come vi è sembrata questa serata? Serata decisamente originale, grazie all'ottimo Berlucchi che abbiamo avuto questa sera e all'ottima cucina dello chef, uno chef che sa abbinare tradizione e originalità. Gli abbinamenti tra il vino e il cibo? Beh, direi perfetti come ogni volta che sono venuto in questo ristorante. Finalmente in compagnia ora di Renato Rizzardi, lo chef della Locanda di Piero. Com'è andata questa serata con Berlucchi? Benissimo, estremamente entusiasmante. È entusiasmante il livello dei vini, è entusiasmante il livello del cibo, quello ci mancherebbe altro, l'ho fatto io. E la cosa però più bella è stato il successo dell'abbinamento tra le due cose, che non è sempre facile riuscire ad ottenere. Specie quando andiamo ad abbinare poi dei piatti a base di carne su comunque delle bollicine. E bisogna riuscire veramente ad avere un'ottima mano e saper bilanciare bene tutto l'insieme del prodotto. Uno, due, tre. E ora vi lasciamo ad alcuni simpatici fuori onda. Sì, secondo me il problema della cucina che stiamo vivendo in questo momento è che è stato spinto troppo l'acceleratore sul creativo per forza. Bisogna sì fare il creativo, ma un creativo che abbia alle spalle una gran bella cucina. E allora il gran creativo lasciamoglielo fare a chi è bravo e capace. Uno non può fare da mangiare bene se non ama profondamente quello che sta facendo. Io dico sempre una cosa, io devo fare da mangiare piatti che io adorerei mangiare. 50 anni sono l'essere arrivati ad una maturità professionale. Renato a 50 anni riesce a proporre dei piatti che, come ha dimostrato, con ingredienti semplici aprono delle prospettive.